Il cordoglio della Chiesa veneta per la morte del Papa Emerito, campana lutto, Venezia, figura luminosa, mite forte il ricordo del patriarca Moraglia, il gesto delle dimissioni ha dato la dimensione dell'uomo, le parole del vescovo di Treviso Tomasi. Benedetto XVI il Veneto da Verona nel 2006 a Lorenzago nel 2007 fino alla storica 2 giorni di Venezia nel 2011, prima in gondola fino a San Marco, poi la messa con 200.000 persone a San Giuliano, fiamme nella notte a Pasian di Prato in provincia di Udine in una comunità per minorenni, forse per una sigaretta lasciata accesa su un divano, muore un 17enne. Atto vandalico shock a Nervesa della Battaglia, il cannone del monumento agli artiglieri divelto da un'esplosione che nella notte ha svegliato molti residenti. Indagini dei carabinieri. Da mezzanotte gli aumenti per benzina, gasolio e GPL, effetto del mancato rinnovo del taglio delle accise, la corsa al distributore di molti automobilisti. Venezia torna a festeggiare il nuovo anno con uno spettacolo pirotecnico che mancava dal 2020. Gli accessi al bacino di San Marco per vedere i fuochi saranno limitati. L'altro capodanno, quello dei ragazzi della pastorale giovanile di Treviso, in 80 saranno nelle strutture della città che si occupano di disabili ex tossicodipendenti senza tetto. Sarà un veglione diverso, dicono. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione regionale dei nostri telegiornali, in questo ultimo giorno del 2022, il cordoglio della Chiesa veneta e del Veneto in generale per la morte del Papa Emerito. Campane a lutto a Venezia e in tutta la provincia di Venezia, mentre tra Belluno e Treviso è ancora molto vivido, forte il ricordo della visita a Lorenzago di Cadore del 2007. Il gesto delle dimissioni ha dato la dimensione dell'uomo, le parole del vescovo di Treviso Tomasi. Partiamo da qui. Il suo gesto anche delle dimissioni è stato un momento epocale che ci ha insegnato che l'amore per Gesù e per la Chiesa viene sopra tutto e ci ha insegnato tanto con la sua limpida e lucida teologia. Ricorda su tutto l'atto dirompente delle dimissioni il vescovo di Treviso Michele Tomasi nell'ultimo giorno terreno del Papa Emerito, quel Joseph Ratzinger che da pontefice scelse per ben 3 volte il Veneto, nel 2006 a Verona, nel 2011 la visita pastorale a Venezia, in mezzo l'abbraccio anche spirituale alle Dolomiti. Lo ricordiamo con particolare affetto nella diocesi di Treviso. Ricordiamo la sua visita, era il 2007 a Lorenzago, nella casa del seminario, che aveva già visto Giovanni Paolo II come gradito ospite nelle vacanze, e Papa Benedetto, anche lui innamorato delle Dolomiti, innamorato della montagna, ha saputo godere della bellezza di questa terra. Giornate che per il presidente della regione Luca Zaia sono entrate di diritto nella storia del Veneto, ma è il tratto umano di Ratzinger, dice il governatore, ad aver fatto la differenza. Una figura bella, luminosa, mite, forte e umile per il patriarca di Venezia Francesco Moraglia, che ha invitato le parrocchie della diocesi a suonare le campane a lutto, ma sono tutti fedeli veneti a guardare a San Pietro in attesa dell'ultimo saluto già programmato. Giovedì 5 gennaio alle 9:30 ci dovrebbero essere i funerali in piazza San Pietro, presieduti dal Santo Padre evidentemente. Quel Papa Francesco talvolta messo in contrapposizione con la figura di Benedetto. Le sue dimissioni sono state un gesto chiaro, netto, ha riconosciuto Papa Francesco come suo successore, lo ha sostenuto. Papa Francesco sempre ha detto che Papa Benedetto sostiene la Chiesa con la sua preghiera e con tutto ciò che ha fatto da Papa. Non ha davvero senso contrapporre 2 papi differenti, certo, tra di loro umanamente non potrebbero essere più diversi, ma successori tutti e 2 sulla cattedra di Pietro e davvero tutti e 2 testimoni del Vangelo in questo nostro mondo. E ritorniamo a quei giorni del maggio 2011, la visita pastorale a Venezia, 2 giorni indimenticabili, riviviamoli. 16 anni dopo la visita nel 1985 del suo predecessore San Giovanni Paolo II, Papa Benedetto XVI arrivò a Venezia il 7-8 maggio 2011 per incontrare la Chiesa di Venezia e le diocesi del nord-est,
Una visita fortemente voluta dall'allora patriarca di Venezia, cardinale Angelo Scola, amico personale di Papa Benedetto, che ospitò anche per la notte nella sua residenza in patriarcato. Papa Benedetto arrivò in gondola a San Marco, poi il giorno successivo al Parco di San Giuliano a Mestre, la grande messa davanti a 200.000 fedeli. Ricorda oggi Roberto Costa, presidente della Fondazione Marcianum. E quando venne in visita pastorale a Venezia fu ospite della Fondazione. Le parole che Papa Ratzinger disse quel giorno, un richiamo cioè all'etica, alla dottrina sociale della Chiesa, all'aiuto all'educazione dei giovani, rimangono ancora oggi alla base dei programmi della nostra fondazione. Quindi lo ricordiamo con grande affetto, lo ricordiamo anche pensando a tutto il bene che ha fatto alla Chiesa veneta, alla Chiesa di Venezia, e lo vogliamo ricordare anche perché è stato veramente profetico. Al pranzo Papa Benedetto volle accanto il cardinale Marco Cè, amato patriarca emerito di Venezia. Don Ettore Fornezia ricorda poi alcuni altri aneddoti. Da cardinale l'ho incontrato quando accompagnavo anche Papa Luciani a Roma. Una volta mi ha chiesto, lei di dov'è? Io sono di Venezia. E dov'è che fa servizio? Ho detto a Torcello. Sono venuto a Torcello io, ma ho pagato anche il biglietto per entrare in Basilica. Ah beh, ho detto, se ritorna io le restituisco i soldi, così vede ancora meglio Torcello. E da Papa abbiamo portato una gondola e l'abbiamo portata fino a Roma. Quando siamo andati all'udienza dal Papa, ha detto però il Tevere è in secca, ma mi vado a sedere lo stesso in gondola. È andato sulla gondola, si è seduto e tutta la gente lo hanno applaudito perché è stato un po' veneziano seduto in gondola. Pagine di storia, pagine di fede, così a Bassano del Grappa nei primissimi anni 90. Era il 16 ottobre 1992 quando a Bassano venne consegnato il Premio Nazionale Cultura Cattolica all'allora cardinale Joseph Ratzinger, poi Benedetto XVI. Un legame molto stretto tra la città ai piedi del Grappa e il Papa benemerito dopo la sua storica rinuncia al pontificato del febbraio 2013 che si è spento in questo 31 dicembre 2022. Maestro incomparabile, guida sicura per la promozione della cultura cattolica nel fertile equilibrio di tradizione e rinnovamento. Recitava così la motivazione del riconoscimento che ogni anno a Bassano viene assegnato a personaggi di spicco proprio nella divulgazione della cultura cattolica nei vari ambiti della società. Un'occasione prestigiosa per la città, alla presenza, come mostrano queste immagini che i nostri tecnici girarono al tempo, di tante autorità anche a livello nazionale. Per me, come già detto, è un momento molto commovente, è una grande gioia essere qui in questa bella città di Bassano. Ratzinger in quegli anni ricopriva già un ruolo di spicco, prefetto per la dottrina della fede, di fatto numero 2 della Chiesa, aveva guidato una commissione speciale di 12 esperti con l'aiuto di 7 vescovi da tutto il mondo e redatto un nuovo catechismo, 400 pagine, punto di riferimento per la stesura dei catechismi regionali e diocesani, un messaggio che aveva portato anche a Bassano. Ho pensato che dobbiamo, come dice San Pietro, dare la ragione della nostra fede anche agli altri. Quella fede che lo ha accompagnato sino alla fine dei suoi giorni. Un uomo retto, serio, impegnato, attento, capace di divertirsi tra nuovi amici davanti a un bicchiere di vino e scampagnate. Un grande uomo semplice che Bassano ricorda con rispetto e affetto. Veniamo alla cronaca e al drammatico incendio che si è registrato in un centro di accoglienza per minori a Pasiana di Prato, siamo in provincia di Udine. Morto nel rogo un 17enne albanese mentre è ustionato in modo grave un 16enne, ferito un educatore. Alcuni ragazzi per salvarsi, pensate, si sono lanciati dal primo piano. Il racconto di Nicola Marcato.
Erano quasi le 2:30 quando il rogo è divampato nel centro di accoglienza per minori a Edis a Santa Caterina di Pasian di Prato. In quei momenti drammatici alcuni ragazzi, svegliati dal fumo e dalle fiamme, pur di salvarsi la vita si sono gettati dal primo piano dell'edificio. All'interno c'erano 11 minori e alcuni educatori. Nel rogo è morto un ragazzo di 17 anni, Ledian Imerai, cittadino albanese. Salvo ma gravemente ustionato un giovane ghanese di 16 anni che divideva la stanza con lui. Ferito ma non in pericolo di vita anche un educatore. Ledian Imerai era arrivato a Trieste come minore non accompagnato nel 2020, poi era stato trasferito nella comunità di Pasian di Prato. Qui aveva frequentato le scuole medie e poi le superiori in un centro professionale, seguendo con profitto e interesse il corso come carrozziere, sua grande passione. Era un bravo ragazzo, ricorda il direttore della comunità, ancora sconvolto per quanto è accaduto. Purtroppo un ragazzo non ce l'ha fatta l'incendio era gravissimo e quindi questa è stata la situazione, no? Altro non so che dirle, è un momento difficilissimo per noi perché perdere un ragazzo, cosa c'è di peggio? Le cause dell'incendio sono ancora in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco e dai carabinieri del comando di Udine intervenuti sul posto. Sembra che il fuoco sia divampato da un divano, forse innescato da un mozzicone di sigaretta. È all'interno della propria camera da letto, al secondo piano, dove è stato trovato il corpo di Ledian. È molto probabile che sia partito dal piano primo e poi si è propagato attraverso il vano scale interno al sottotetto. Il giovane ghanese di 16 anni, rimasto gravemente ferito, si trova ora ricoverato al centro grandi ustionati dell'ospedale di Verona. Gli altri minorenni sono stati subito ricollocati in altre strutture della cooperativa. I ragazzi sono già stati ricollocati nelle altre strutture. La preoccupazione in questo momento è per i residenti degli altri appartamenti del condominio per i quali stiamo verificando l'agibilità. Una tragedia veramente inaspettata ed è anche piuttosto incomprensibile perché stiamo parlando di strutture altamente qualificate. L'immobile è ora sotto sequestro, la salma del giovane 17enne a disposizione dell'autorità giudiziaria. Nei prossimi giorni si stabilirà quando eseguire l'autopsia. Da Pasian di Prato a Nervesa della battaglia per un grave atto di vandalismo. Hanno sentito una forte esplosione, tutto qua. E stamattina siamo venuti a vedere perché siamo stati avvisati del danno e abbiamo verificato. Eccolo il danno, la bocca da fuoco del cannone del monumento agli artiglieri della Grande Guerra di Nervesa della Battaglia boato nella notte. È quello che diversi cittadini hanno sentito, 2 colpi per la precisione, un primo e un secondo molto più forte. E proprio quest'ultimo potrebbe aver causato il danno al monumento in bronzo. A terra, a pochi passi, l'estremità saltata nel botto, un monumento danneggiato evidentemente con materiale esplosivo. Può essere un atto di vandalismo, come potrebbe essere successo qualcosa di più grave, ma non sappiamo. Non era mai successo niente finora e questo è un fatto che ci scuote un po' tutti. I carabinieri hanno raggiunto il posto, stanno facendo accertamenti, la denuncia presentata dal commissario De Palma verrà formalizzata nelle prossime ore. L'indignazione è palpabile, un monumento simbolo del sacrificio, del coraggio degli artiglieri italiani, violato così nella notte. La stangata di Capodanno, potremmo definirla così, poche ore ancora e scatteranno gli aumenti alle pompe di benzina. Oggi, ultimo rush finale, è stata una corsa da parte di molti automobilisti per l'ultimo pieno del 2022. La gente sa che c'è questo aumento? No, effettivamente la gente non lo sa, questa è la solita routine del sabato mattina. 18 centesimi per benzina e diesel, 4 per GPL. Sono, o meglio sarebbero questi, gli aumenti che scattano con lo scoccare del nuovo anno. Primo, ma non certo gradito regalo dello Stato ai cittadini, presi di fatto alla sprovvista, visto che solo nel corso della mattinata di oggi hanno iniziato a formare colonne e distributori. Condizionale d'obbligo per il gas propano liquido, almeno stando alle informazioni di un gestore. Qui quanto aumenta? Questo noi lo sappiamo al momento, per dire il giorno prima, forse. Da mezzanotte a quanto aumenti? Questo ancora noi non lo sappiamo di preciso, ci viene detto. È qui che incontriamo lo stupore ma anche il maggior sconforto da parte dei cittadini. Non lo sapevo, sono quasi senza.
Quindi le conviene fare anche benzina, perché da domani l'aumento della benzina è 18 centesimi. Ah, bene. Sono circa 200 euro per famiglia ogni anno. Mamma mia, che disastro. Sono venuta perché sono senza gas. Ma sapeva dell'aumento? No, mi ha avvisato lei di questa cosa. Rassegnazione che incontriamo al distributore di benzina e diesel partendo dal gestore. Ma quando la gente fa il pieno o fa i soliti 50, 30, 20 euro? Anche molto il pieno fa, sì, adesso, oggi. Sì? Perché domani aumenta, quindi è un po' spaventata. Senta, ma comunque sono tutti abbastanza informati, insomma? Non tantissimo, direi, perché i telegiornali non ne hanno parlato tanto. No, non lo sapevo. Quindi lei è venuto a fare la benzina perché gli serve mi occorre farle, devo farlo, tutto là. Sai che con questo aumento per le famiglie sono 200 euro in più all'anno? Vabbè, poco da fare, dunque non ho soluzioni. E non ci si può fare nulla? No, cosa vuole fare? Purtroppo, ecco, siamo in mano di gestori, non tanto gestori, ma insomma produttori che ne approfittano abbastanza. Un aumento che secondo alcuni telespettatori qualche pompa avrebbe già applicato illecitamente, ma è difficile da provare considerando che da tempo vige il mercato libero per i carburanti. In ogni caso, almeno fino alla mezzanotte, si potrà fare il pieno con i prezzi del 2022. Quindi uno può fare benzina in automatico fino alle 23,58 del vecchio anno? Col vecchio prezzo. E poi dall'una in pratica comincia il prezzo nuovo. Tutta la verità sul super bonus. Ieri sera l'ex ministro Patuanelli, ospite a Ring, la trasmissione di Ferdinando Avarino, è andato giù durissimo. Il 110 aveva dei massimali per singola lavorazione, dei prezzieri di riferimento, una certificazione delle classi energetiche e una certificazione fiscale sul credito. Le truffe sul 110 sono dell'ordine dello 0,9%. Non ci sono state le truffe sul 110% e i prezzi. Ma perché allora lo diceva Draghi, lo diceva il suo ministro dell'economia? Ma perché il vero problema è la cedibilità del credito e che l'Europa si è resa conto che abbiamo sostanzialmente creato una moneta alternativa. Questo è l'elemento centrale. E quando è arrivato Draghi, adesso sto dicendo una cosa che verrà ripresa probabilmente non soltanto a livello locale, e quando è arrivato Draghi gli è stato detto: guarda, che sta cosa devi mettere un freno. Punto. Questa è la verità. La criptovaluta dell'Italia. La cedibilità extrafiliera erga omnes con un numero di cessioni infinite di fatto ha creato una moneta alternativa e questo all'Europa non piaceva e quindi si è intervenuti con il più filo europeista del Draghi, dicendo: guarda che sta cosa devi bloccarla. Covid, torna l'incubo dalla Cina, parla il professor Pregliasco. Questa enorme diffusione del virus legata a una inversione a U di una strategia assurda di lockdown assoluto, poi però liberi tutti, può evidenziare l'insorgenza di nuove varianti. Questo è quello che inquieta. Dobbiamo immaginare con buon senso strategie europee per difenderci dall'insorgenza di nuove varianti. Serve dare, secondo il virologo Fabrizio Pregliasco, che non si dimostra preoccupato dai nuovi numeri del contagio, pur annotando i 706 morti censiti nell'ultima settimana, un segnale di attenzione per il futuro. In primis il richiamo vaccinale per i soggetti fragili, in modo da convivere per il futuro con questa presenza ingombrante e fastidiosa che volevamo buttarci un po' alle spalle. Il richiamo per i più fragili e gli ultra sessantenni resta un'arma valida contro la diffusione del virus e l'ospedalizzazione. I dati delle terapie intensive non sono in aumento, mentre potrebbero essere stimate le positività per una tendenza ancora diffusa a non certificare il contagio. Dal punto di vista scientifico conferma l'importanza del richiamo alla vaccinazione per anziani e fragili. Da questa dipenderà l'impatto che il Covid avrà ancora sugli ospedali. Richiamo che oggi è consigliato nei 180 giorni, ma che potrebbe in un futuro prossimo essere allungato e portato al pari del vaccino anti-influenzale che viene fatto ogni anno. Temo che nell'arco dei prossimi anni dovremo vedere momenti di salita e di discesa, salvo l'insorgenza di varianti particolarmente cattive e diffusive, cosa possibile ma teorica ad oggi, ma appunto da tenere in conto. Queste onde dovrebbero andare a ridursi nel tempo, però non nell'immediato, come le onde di un sasso in uno stagno. Occupiamoci adesso del Capodanno, uno dei luoghi principali al mondo per festeggiarlo è Piazza San Marco, Venezia, dove questa sera tornano i fuochi d'artificio.
Dopo le limitazioni dovute al Covid, Venezia torna a celebrare appieno il Capodanno, in una notte di festeggiamenti che ovviamente avranno il culmine allo scoccare della mezzanotte nel cuore della città. Piazza San Marco tutto è pronto per festeggiare il Capodanno. Saranno posti dei varchi qui come in altre zone che portano verso il bacino di San Marco, da cui chi arriverà per primo potrà godersi in prima fila lo spettacolo pirotecnico dei fuochi. Com'è la situazione a Venezia per quello che riguarda le presenze turistiche? Beh, diciamo che siamo quasi al completo. Credo che nessuno degli operatori turistici possa lagnarsi o fare complaint, è tutto pieno. Già dalla mattina, in effetti, la piazza brulica di persone provenienti da mezzo mondo. Di dove siete? Norvegesi. Norvegesi? Sì. Ma parla bene l'italiano? Grazie. Perché avete deciso di venire a Venezia? Per il Capodanno. Vi piace Venezia? Avete deciso proprio per questo, perché è una città che vi piace? Città, storia, tutto. It's beautiful. It's beautiful. Venezia è bella, è un sogno diventato realtà, dice questa ragazza arrivata dalla Francia col marito. Tercera vez que vengo. Enamorado de aquí. Un sogno già realizzato 3 volte dal turista messicano che si dichiara innamorato della città. When I was a child, Lei invece abita a Londra, ha sentito parlare di Venezia a scuola in Cina e ha desiderato visitarla fin da piccola. It's amazing, Arrivato dalla Repubblica Dominicana con tutta la famiglia, questo signore esprime un'incondizionata ammirazione per la città. Di dov'è lei in Spagna? di Barcellona. Di Barcellona. Come l'ha trovata Venezia? Le piace? Tanto, è molto magica. Noi siamo di Firenze. Come mai avete scelto Venezia per il Capodanno? Fine settimana romantico. Ma c'è Veglione e Veglione, così a Treviso con i ragazzi della diocesi. Il nostro Capodanno sarà un po' diverso, diciamo, dagli altri, nel senso che 80 giovani della diocesi hanno scelto di poter vivere un tempo di festa con chi di solito, festa in questo tempo fa fatica magari a viverla. Suddivisi in gruppi di circa 10 persone, i giovani della pastorale entreranno così nelle strutture che accolgono senza tetto, immigrati, disabili, ex tossicodipendenti. Con loro trascorreranno le ultime ore del 2022, aiutando gli operatori ad animare la festa, a regalare qualche ora di spensieratezza. Ad esempio saremo nell'associazione Quadrifoglio, nell'associazione Gelindo, che avranno come ospiti dei ragazzi disabili, oppure saremo alla Domus a Quinto di Treviso, dove ci sono delle ragazze madri, o in Caritas con gli immigrati, o con la Casa Alloggio, dove ci sono i senza fissa dimora e i poveri un po' della città. Finire in bellezza è il titolo scelto per questo insolito quanto straordinario veglione, una bellezza fatta di piccoli gesti e umanità. Sarà un veglione diverso, però ricco, perché quando si va a incontrare queste persone ci si accorge di colpo che il regalo di fatto non siamo noi, ma sono loro per la nostra vita. Giusto il tempo anche per noi per farci gli auguri per una buona fine d'anno e un buon inizio, buon 2023 davvero da parte di tutta la redazione di Antenna 3, tecnici e giornalisti di tutto il gruppo Media Nord-Est. Buon anno davvero, adesso il meteo, buona serata. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app. Bentrovati al meteo. Il nuovo anno inizia all'insegna della stabilità e del clima mite, con l'alta pressione sempre più forte. Il dettaglio di domenica 1 gennaio 2023. Sul Veneto permangono nubi basse, specie in pianura e sulla pedemontana, con foschie e locali nebbie nelle ore più fredde e scarsa possibilità di schiarite. Solo dunque in parziale dissolvimento durante la giornata. Temperature invariate, minime tra 4 e 8 gradi, massime invece comprese tra gli 8 e gli 11 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, cielo coperto con foschie dalla costa alle prealpi, possibili anche delle nebbie. Temperature minime tra 7 e 10 gradi, massime sui 10-12 all'incirca.
Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Avremo nubi basse al mattino che però lasceranno presto spazio al sole, specie nelle ore centrali della giornata. Temperature minime intorno ai 4-8 gradi, massime sui 9-11 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app.